La telecamera lo vedi da vicino? Non è così bello. No. Gruppo Sassartiglia, un gruppo storico, 60 anni di storia, costumi spagnoleggianti per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia oristanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire con i suoni della tradizione, giudicato da Arborea, ci richiama subito alla memoria, gruppo Sassartiglia di Oristano, che accompagna da 60 anni la Sardiglia della domenica, la Sardiglia del gremio di San Giovanni, gremio dei contadini.
Vedremo coppia per coppia la discesa agonistica delle Marine. Adesso assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, pariglia di Cagliari. Cagliari, Roma Maggiore, Santa. Villamar, ecco li vedremo al rientro, numero 26 la rappresentanza del comune di Quarto Sant'Elena, preceduti però (28) Guasila, 24 la coppia di Genoni, siamo un po' in ordine sparso. La coppia 29, grazie della collaborazione, la coppia di San Basilio. Pregheremo le coppie di avvicendarsi in maniera un po' più spedita. Si aspettava appunto di ristabilire l'ordine della sfilata, la coppia di Austis, seguita dai vicini barbaricini di Ogotta.
costume, c'era già tanta gente in attesa, dunque direi di velocizzare un po'. Alcune coppie di Palermosa, poi a seguire Dorianova. L'assalto, coppia di Quartu che montano il cavallo che poi parteciperà anche alle pariglie. Silio Spallao, poi l'inconfondibile costume di Samuveo, due coppie ospiti. Avessero conquistato il secondo posto nella rassegna dello scorso anno, edizione 2009, Samuveo, e poi abbiamo una coppia veramente mini che accompagna l'applauso del pubblico. Questi due bambini di Nora Gugume, Antonello Spada e Martina Azzei. Ottana, abbiamo intravisto poco fa, ma vediamo adesso la Puente, il tipico strumento quando i Mertule selezionano. Questa mezz'ora scarsa.
Faccio io sguardo. Della rassegna qui a Giulianova dovrà venire di nuovo in costume. Non facciamo l'errore dello scorso anno quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi. Ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala. La gonna in panno rosso, larghe pieghe con una balza inferiore di brocato giallo e il grembiule che in genere segue lo stesso motivo della balza. A seguire la coppia di quarto, Claudio Andrea e Francesca Casula. Ecco, Giulianova. Ripeto, un saluto alla giuria serve soprattutto per valutare che il cavallo stia Elisa Tuttu. Li vedremo anche esibirsi nelle pariglie alla cittadina, grossa cittadina industriale. La giuria è più avanti, ma grazie per la considerazione. Semini il pico centro dell'Inter Cagliaritano, il costume maschile, si nota la camicia bianca di pino con l'etto ornato da una striscia di pizzo, mentre il costume femminile, una cuffia rossa e sopra il velo bianco. Ripetiamo a Semini, Luciano Piano, Elisa Trudu. Di Guasila, numero 28, Marco Magia Enrica Scano. Parrocchiali più belle dell'isola progettata dall'architetto Gaetano Cima, e anche perché si viene Cursa de Sacchigena, Ferragosto. Abbastanza veloce, dopo Basile la coppia di San Basilio, ancora San Basilio, Ignazio Lecca e Giorgia Di Virgilio. Uno scialle nero in saltini di lana con ricapo floreale, di forma quadrata e ornato con delle frange. Antonio Meloni, una sarda, seconda partecipazione.
Vallarnosa, coppia. È una notazione, le bambine sono belle, ma... Vediamo il numero, Dorianova dove c'è. Allora, una cosa che devo fare. Che a seguire la coppia di casa, coppia numero 41. E Francesca Santa. Ecco, Fontana, Alberto Cura e Melissa del Rio. Pallao, Dorgali, Ah no, veloce, messo! le famiglie, poi abbiamo San Vito e forse Signano. Durante il lavoro, altrimenti daremo la classifica che avremo in coppie e vincitrici più davanti al palco per la cerimonia di premiazione. Da qui non potete passare. Da lì non potete passare. Sono stata anche prima, devo andare agli spazi perché Potete mettere sopra la... Sì, ma c'è un collega che non ha fatto. Prego, cosa state facendo? Prego, signore. Solo per la Ok, grazie. Prego. No. Doppia transena. No. Ricordate che qui sia libero, poi potete andare a... Ma non potevi avere! Davvero! Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare. No, ascolta, adesso Avete già capito che la famiglia di Dorianova sarà la prima ad esibirsi. Ricordiamo i cavalieri Antonio Rocci, 28 anni, Luca Zucca, 28, saranno i primi, saranno loro a dare il via. dai, lo vogliamo anche da qua. Agonismo nel senso che non ci sarà una valutazione, ma l'impegno siamo sicuri che sarà massimo. Ripeto, Dorianova, primo premio a Fondi 2010, secondi a San Vito sempre nel 2010 e un secondo posto anche a Bonanno all'ultimo Greco 2010 e tra l'altro Antonio Rocci un terzo posto alla Gincana di Duramanis. Dunque un palmarès d'eccezione per questa formazione abbastanza giovane. Terzi a Borre 2009, Maligna che in recentissima formazione, nonostante l'esperienza dei singoli partecipanti, corrono dal 2007 e li vedremo all'opera anche questa Dorgali, Forni, Onorai, un primo posto a Borre nel 2007 e un terzo posto sempre alla rassegna Ororese nel 2010. Poi abbiamo San Vito, la comunità di San Vito che viene soprattutto per amicizia, non partecipa alle rassegne, diciamo alle sfide a premi. Marco Meloni, Sergio Meli, Servizi
Alessio Cuccu e Mauro Mocco. San Vito è legata soprattutto alle tradizioni del loro paese, dunque vedremo Sarramadura, vedremo Della Uneca. Oh ragazzi, divertitevi. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Ragazzi, però sono due ragazze. Sono in due, sono più di due perché ce ne sono molte nel parco di questi cappelli guarda, non puoi passare e ce la fai correndo, non si vede che due signori mi vedi questa cappella rossa, mi fanno tornare indietro e la prova però se mi ricordi dove dovete andare? In fondo? Dove devi andare? In fondo? C'è il parco? E allora ti devi da dietro.
quella se la fuori, ma quello che viene, come tornare indietro. Poi io ti dovete passare, poi te l'ho detto, quello lì sono andato via. No, non divino avanti. Partono da qui, signora. Le pariglie. Io scrivo 50.000 Loro sono convinti che partono da lì. E qui arrivano e è finito tutto. Invece è qui che partono. Penso che sì. Boh? E sta naviero. Quindi contento sì, come un po' di giocare di carri auguro, o no? Che le preso andare. Già, perché io devo inserire telefonino. Così vado di serriare. Se non torno io non parlo a nessuno. Va bene. Mi avvicino lì. Va bene. Sì. Da te ripreso a mangiare già faccio i sottomesi. Andava bene? Dai, a posto. Allora è terminato
fatta da parte dello spettacolo della compagnia Sinfonia. Prima famiglia. Adesso stanno partendo addirittura, guardate che c'è la discesa un po' i padroni. Centro, ha sentito? Di Giulianova. Attenzione. Andrea. Sant'Andrea Frius, numero 33, Claudio Magia, salto sulle spalle dei due veterani, Pier Giuseppe Regaglia e Francesco Falchi, con questa figura classica, i due cavalieri laterali che salutano il pubblico in questa pista di Dorianova. Pattala, cavalieri di Pattala. È pronto un'altra. Partiti adesso? Ma dicevi a me per la cancella? Saluto al pubblico da parte di Alessio Barracca. Ecco, Polistano, vediamo che si posizionano subito per un 3 su 3, una classica delle corse islandesi, un 3 su 3 tenuto per tutta la pista, e ora dovrebbe essere invece il turno di Assemini. Vediamo se sarà Elisa Comunua, salutare il pubblico, vediamo Assemini, non è Elisa ma è Luciano, per dopo sicuramente delle manovre anche la loro Amazzone. Della pista e i cavalieri dorganesi con questa discesa d'esordio salutano il pubblico di Dorianova, numerosissimo, c'è un corpo doppio bellissimo. Ecco la figura che questo è il classico, salve la verticale, bellissima verticale, Alberto, ma che è tutto voi di ragione? e Luciano Piagnano. No, non è pubblico che abbiamo un'intesa anche loro la verticale, Sarpore come viene chiamato in gergo, bellissima figura anche questa per la maglia di Aranume. Qui hanno le loro appuntamento fisso, vediamo un po' se la figura del Sarramaura, ecco che liberano, ecco il Piccioni e il Pepe di Fiori. Sarramaura significa proprio questo, ormare le vie durante la processione con il petali, infiorare le vie. No, il ferro di cavallo aperto. Tonella. Un cavallo ha perso il ferro di cavallo. Formazione da Marcile, Namolini, il gruppo Sassantiglia, ma rivediamoli, mi raccomando, tributiamo un nostro applauso. Spesso quando sono liberi dalle incombenze della danno fondo alle loro energie, la rilassatezza porta davvero maestria nell'esibizione. Dorianova, cogliamo tutti con un applauso per la loro passeggiata di rientro, padroni di casa. Dorianova, non so chi mi smentirà, ma così a mia memoria dovrebbe essere la prima formazione che presenta due Amazzoni. Sant'Andrea Frius, loro l'hanno salutato, hanno esordito con un numero spericolato, hanno detto Safune, il cavaliere centrale che si sa sulle spalle dei laterali con l'ausilio di Lafune, poi Patana, i fratelli Regaglia,
voi. Andiamo ancora. No, questo bambino qui, di chi è? Oh, torna indietro. Vai dai tuoi genitori. Di chi è questo bambino? Non lo lasci qui, signora. Semini, torgali, non è sempre che si può assistere nella discesa di esordio a delle discese così di qualità. In genere la prima discesa serve a assaggiare le condizioni della pista, abituare le cavalcature alla presenza del pubblico, ma questa sera veramente abbiamo assistito a delle discese d'esordio molto belle, molto sicure, di alta qualità. Vedremo adesso nella seconda tornata cosa ci proporranno i cavalieri. Uno con i capelli